da Mestre. Mercoledì 6 novembre, San Leonardo di Limoges. È il 310° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 55 al termine. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 16:52. La luna si leva alle 14:45 e tramonta a mezzanotte e 16 minuti. Il Senato Veneto proibisce alle città suddite di innalzare statue o monumenti ai rappresentanti della Repubblica, nonché di offrire in dono bastoni di comando, armature e stendardi, cose tutte di vana ostentazione e di pesante aggravio alla comunità. Le statue in bronzo già erette dovranno essere fuse per fabbricare cannoni. Le previsioni per domani. Fino al pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni. Di sera nuvolosità in aumento con qualche precipitazione e quota neve a 1300-1500 metri. Sulla pianura varie nebbie fino all'alba, in dissolvimento nel corso della mattinata e localmente in nuova formazione dopo il tramonto. Temperature in calo. Risalendo il Piave verso i confini bellunesi, inevitabile il passaggio per il ponte di Vidoro. È uno degli antichi e forse più importanti passi di questo fiume, un tempo esclusivo appannaggio dei traghettatori, ma anche della vicina abbazia benedettina di Santa Bona. E andando più in là, seguendo le collinette dove regna il prosecco, in un disegno geometrico che affascina ad ogni stagione, collinette che cingono dal basso le peralpi trevigiane, arriviamo a Col di Bertaldo. Secondo un'ipotesi, il nome l'avrebbe dato uno dei cavalieri longobardi, lasciato di stanza durante le invasioni, considerando che da questa sommità, dove oggi c'è la chiesa, si controlla tutto il tratto che collegava l'Augusta Altinate al passo di Vidor e alle centure dell'Asolano. Berta dal germanico illustre famoso e Valdaz, ovvero capouomo potente, poi latinizzato in Bertaldus e quindi Colle del Potente e famoso cavaliere. Probabilmente esisteva già un castrum alla calata dei barbari, ma la presenza di questo vassallo imperiale e le opere di fortificazione che mise subito in atto dettero a Colbertaldo maggior prestigio in tutta la vallata. Tant'è vero che nel 1200 Treviso accoglie nel maggior consiglio anche un Dal Colbertaldo, proprio nel momento di massimo splendore e potenza della Marca trevigiana, un castello che solo 35 anni dopo venne distrutto come molti altri divenuti difficili da gestire nella turbinosa epoca medievale. La chiesa, dedicata a Sant'Andrea, sorge dove probabilmente c'era la cappella interna al castello. La storica era datata 1742 e crollò sotto ai colpi della Grande Guerra, ma quello che vi proponiamo nella visita a Colbertaldo è la singolare caccia al tesoro tra i nomi delle vie, quasi tutte di origine antichissima, raccontano ancora oggi un pezzo della nostra storia ancora tutta da scoprire.